Dopo un altro attimo la scossa vorticosa, violentissima, rabbiosa, il colpo di grazia di quella catastrofe. Quindi un silenzio di morte peggiore della morte. Quel vortice bestiale, salito dalle profondità della terra, mi percosse ogni fibra come una corrente elettrica. Ne restai sepolto vivo, certamente sepolto, ma non era chiara la sensazione di vita e di morte. Esattamente ero avviluppato, aggrovigliato tra i rottami, con la testa incuneata, immobilizzata tra essi, le mani e le braccia incatenate da morse invisibili, e con l'allucinazione ripugnante che alcune parti del mio corpo fossero confuse con le macerie.